Domenico Fortunato, attore e regista, ma soprattutto oggi qui come presidente della Nazionale Attori, che fu fondata proprio da Pierpaolo Pasolini, quindi l'omaggio nell'anno del centenario e del cinquantenario dalla vostra Costituzione era doveroso. È un momento emozionante per noi, infatti la squadra si chiama Nazionale Calcio Attori 1971, fondata da Pierpaolo Pasolini e Olivio Lozzi, nostro direttore generale, che è qui dietro con noi e che ci ha anche raccontato un aneddoto della passione smisurata che nutriva per il calcio Pierpaolo Pasolini. È un momento bello, importantissimo per noi, siamo venuti a giocare una partita di beneficenza ad Udine e non potevamo non venire qui nel cimitero di Casarsa della Delizia a trovare Pasolini. Accanto a lui c'è sepolta la sua mamma Susanna Colussi, abbiamo recitato anche una poesia sulla mamma, c'è la supplica alla mamma di Pierpaolo Pasolini. Quella squadretta di attori di periferia con Netto Davoli, Franco e Sergio Citti, Pasolini, Olivio Lozzi e poi Maurizio Merli e poi dopo Troisi, Nuti, Amendi, insomma tutti che sono arrivati dopo fino ad oggi, ha devoluto totalmente in beneficenza in oltre 50 anni oltre 70 milioni di euro, aiutando ragazzini che dovevano operarsi, famiglie, aiutando la lotta contro il cancro, la ricerca insomma, per sconfiggere il cancro, tanto e continuiamo così tutti quanti perché sentiamo questa eredità che ci hanno lasciato, c'è un rinnovamento continuo, anche perché si cresce, non si può giocare più come prima, arrivano i nuovi attori, giovani attori delle fiction, del cinema, del teatro che riescono ad incarnare questo spirito di solidarietà perché noi più grandi glielo trasmettiamo e quindi questa squadra, questa grande intuizione di Pierpaolo Pasolini ha lunga vita e continua ad esistere. Giorgio Pasotti, il primo capitano della Nazionale Attori fu Pierpaolo Pasolini, adesso è lei. Qual è l'emozione, 50 anni dopo la Costituzione, nel centenario di Pasolini, essere qua, a Casarsa? Beh, ha un significato molto importante perché è qualcosa che avevamo in programma da fare da tantissimo tempo, portare il nostro saluto a colui il quale ha dato, come dire, il via a tutto questo grande sforzo, grande piacere, ma anche grande impegno che ci stiamo mettendo. Sono passati tanti anni, lui è stato il nostro papà, non solo calcisticamente ma anche artisticamente, quindi era doveroso per noi prima o poi passare a omaggiare questo enorme artista, per cui è davvero un piacere e anche un'emozione, devo dire. Essere qui oggi ha un significato, ripeto, molto importante per noi, perché il significato per il quale lui ha fondato questa squadra è noto a tutti e noi dobbiamo, come dire, mantenerne il significato più profondo e l'impegno costante, quello che peraltro stiamo facendo. Franco Oppini, uomo del nord-est, quindi siamo in queste terre, Casarsa è molto vicino al Veneto ovviamente. Pasolini un grande amore per il calcio, lei ha letto uno dei passaggi forse più noti del suo amore, perché il calcio era una metafora della vita per Pasolini, vero? Beh certo, infatti ha parlato del calcio che ha in qualche modo sostituito il teatro, perché c'è il rapporto diretto, la carnalità col pubblico. E non è sbagliato come concetto perché è uno spettacolo, il calcio è sempre stato chiamato il gioco del calcio e in teatro c'è il gioco del teatro, infatti play in inglese significa recitare e in francese jouer, quindi giocare al calcio e giocare al teatro. In questo per Paolo è stato un antesignano, perché questa visione, come sempre, che per Paolo era avanti di 30, 40 anni, 100 anni. Ancora adesso non l'abbiamo ancora raggiunto. Cosa avrebbe detto appunto a vedervi a Udine e ancora continuare questo impegno per la solidarietà? Primo avrebbe giocato con noi, sicuro, e avrebbe partecipato attivamente e personalmente a questa iniziativa, anche perché già lui ha fondato la Nazionale Attori nel 1971 insieme con Livio Lozzi e quindi per forza di cose partecipava e dava anche il suo apporto, anche economico, anche di aiuti, eccetera. È una grande persona, ragazzi. Abbiamo perso una persona straordinaria, non sempre riconosciuta per il suo valore e anche per essere così avanti nelle posizioni politiche, avanti di tutti e a tutti. È stata una grande emozione avere oggi qua ospiti alla tomba di Pasolini la Nazionale Italiana Attori, che
è stata fondata proprio nel 1971, quindi 51 anni fa, dallo stesso Pierpaolo Pasolini. È stato emozionante perché sono venuti qua proprio per leggere le sue parole, leggere i suoi versi e sentirli declamare da attori professionisti, da voci note. È stato veramente piacevole. Tra l'altro proprio abbiamo percepito il loro interesse reale per Pierpaolo, hanno ascoltato le nostre storie, la storia della morte del fratello Guido, partigiano, quindi Pierpaolo Pasolini si rivela per quello che è, quindi un grande profeta che ha sempre tanto ancora da raccontare a tutti, a ciascuno col proprio registro, e che attorno a sé chiama ancora tantissimi appassionati.